La campagna elettorale noi la chiudiamo da soli, non abbiamo bisogno di consiglieri regionali, onorevoli, anche se devo dire, già sapevo in anticipo che l'onorevole Cetrone non sarebbe venuto. Nessun impegno degli impegni elettorali. L'ultimo comizio l'ha fatto alle ore 19, adesso sta in un ristorante a Sollina a mangiare. Figuratevi se veniva a San Nicola per Fabiano. Anzi, vi dico anche di più, che la sua segretaria particolare mi ha fatto addirittura gli auguri. Questo per essere chiari, quindi impegni elettorali sì, ma nessuna voglia di venire a sentirlo. Voglio prima di tutto ringraziarvi, oltre che per la vostra presenza, anche per tutti gli attestati di stima e di affetto che avete avuto nei miei confronti in questi ultimi tempi. E questo a discapito di tutte le maldicenze fatte circolare negli ultimi tempi da alcuni esponenti dell'altra lista, solo allo scopo di carpire con le bugie e appunto con le maldicenze qualche voto. Parafrasando una famosa canzone di Vasco Rossi, vi garantisco che io sono ancora qua. L'ho già detto nella vostra prima occasione in cui ci siamo visti, e lo ripeto ancora una volta, rivolgendomi a questi signori con una sola frase, che conoscete già tutti voi: vergognatevi. Sentendo tutte queste dicerie mi è venuto alla mente, dico, ma vuoi vedere che qua stiamo cambiando la realtà delle cose? E ho pensato a quella famosa favola, il lupo e l'agnello. Ma vuoi vedere che adesso il cattivo sono diventato io, perché ai buoni altri? Il lupo sarebbe sempre l'espressione di prepotenza, di arroganza, di sopraffazione verso l'agnello. Ma questo dubbio mi è sparito subito, perché il lupo in questa circostanza è sempre e sarà sempre Franco Taddeo, non certo io. Perché come il lupo può cambiare il pelo, ma mai il vizio. Questa è la santa verità. In questi giorni ci sono stati dei volantinaggi, hanno fatto il porta a porta, invece che la raccolta dei rifiuti di porta a porta hanno fatto la diffusione di questo volantinaggio nelle buche della posta di ogni abitazione. Ebbene, tenendo presente questo volantino, da una parte c'era impresso il volto Rubicondo, il mio attualmente non è tanto Rubicondo, però rispetto a questo si vede la differenza, del candidato a sindaco Franco Taddeo. Poi si apre questo volantino e da una parte, come avete, penso, non so se tutti l'avete visto, l'avete letto, c'è tutto un elenco, questa è l'amministrazione di Siena, come per dire, c'è tutto l'elenco di tutte le magagne, di tutte le nefandezze che ha combinato questa amministrazione, e si denigra tutto, tutti, come se il signor Taddeo, che ha fatto parte attiva di questa amministrazione fino all'ultimo anno in cui si è dissociato, fosse all'oscuro di tutti, cioè di tutto e di tutti. In poche parole, noi non facevamo niente, lui stava insieme a noi, era contento che non si facesse niente. Poi, la cosa più grave, questo volantino, c'erano delle foto, da queste foto si sarebbe dovuto dedurre che ci fossero delle situazioni di degrado ambientale, accumuli di rifiuti. Secondo me quelli erano tutti fotomontaggi, chissà dove l'avevano trovato.
Questo solo allo scopo ed esclusivamente per infangare me e tutta l'amministrazione, nella quale faceva parte anche lui. A questo punto mi viene spontanea una domanda molto semplice: ma questo paladino dell'ambiente, questo che adesso dice che il territorio sotto la nostra gestione era diventato qualcosa di deprovevole, dove era in tutti questi anni? Forse era intento a sbrigare qualche affare personale. Solo all'ultimo momento si è accorto che il territorio è stato completamente abbandonato. E vi faccio anche ricordare, vi faccio anche presente altra cosa, che lui è stato per molti anni da me minato tanto all'altezza cosa ha fatto? Che iniziativa interne a queste carte? Ebbene, si vuole chiamare, applicare gli specchi, sanno perché come. Per non fare cose, non siamo stati. Vale, ci accusa accusa quasi spendi fondi, finanziamenti, ci sono di immobilismo, cioè tutto, di incapacità di guidare la macchina. Io ho magari i DJ se io avessi la capacità di dire la capacità di dire questo andrò per loro. Addirittura si va. E lui ha rappresentato l'altro, spiego come stanno. Prima di tutto hanno fatto le riunioni era in questa fase, era il dato per mare, le riunioni che si sono preso l'altro, dire si è basa, le riunioni arrivano adesso,